Voilà! Ciao a tutti ragazzi, oggi vi spieghiamo come spollonare le viti. Allora, per la spollonatura noi abbiamo già utilizzato una macchina e appunto la spollonatrice apposta che passa da entrambe le parti. Difatti non so se vedete c'è il terreno un po' mosso. Il problema è che alcuni germogli della vite non riescono a essere tolti correttamente, alcuni restano e quindi bisogna ripassare a mano per toglierli tutti. Faccio un esempio su questa vite qua e in pratica vedete questi qui sono dei germogli sul tronco vecchio che non portano frutto e quindi devono essere tolti, anche perché poi per dare più anche energia alla vite e ai germogli nuovi che poi diciamo frutteranno, quindi questi devono essere tolti così, vedete, e anche qui sotto tutti i germogli vanno tolti. E per fare questa operazione qua è meglio anche mettersi i guanti. E allora ieri abbiamo già fatto, qui c'è questo campo qua, campo là sopra e anche questo campo qui. Adesso dobbiamo fare le pergole e dopo in altri campi, insomma. Allora ragazzi, niente, mi è toccato prendere la forbice perché alcuni rami sono abbastanza duri, quelli soprattutto che ci sono vicino alle radici per terra, e poi è già fatta, sì. E niente, adesso vi faccio vedere un po' come si fa. Voilà, ciao ragazzi, allora in pratica ci siamo riusciti, abbiamo finito i pilari qua, quelli più in là, quelli che vedete sotto dove ci sono sotto i pini, e poi adesso siamo passati qui sul monte e niente, adesso è mezzogiorno, quindi si va a casa a mangiare e allora ci vediamo alla prossima puntata.